Infezioni da Covid-19 in netto calo in Sicilia, in linea con la tendenza nazionale. Nella settimana dal 6 al 12 marzo nell'isola sono stati rilevati attraverso test antigenici e molecolari 1085 nuovi casi positivi, il 9,66% in meno rispetto alla settimana scorsa. L'incidenza media è di 23 casi per 100.000 abitanti. Tassi più elevati si sono registrati solo nelle province di Agrigento, Trapani e Siracusa. Le fasce di età maggiormente a rischio sono quelle over 90. A seguire gli over 80 e 89 anni, quindi tra i 60 e i 69 anni. I dati riportati nell'ultimo bollettino settimanale a cura del DASOE, del Dipartimento per le attività sanitarie della Regione Siciliana. Le nuove ospedalizzazioni sono stabili, sebbene la diffusione dei contagi pregressi si rifletta ancora su una prevalenza di ricoverati con concomitante positività da Covid. Più metà dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano ancora non vaccinati. Per quanto riguarda i vaccini, nel target 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano intorno al 24% del target regionale, mentre 61.429 bambini, pari al 19,93%, hanno completato il ciclo primario di vaccinazione. Nel target sopra i 12 anni i soggetti hanno ricevuto almeno una dose sono il 91%, mentre ha completato il ciclo primario l'89,63%, mentre il 9% del target è ancora da vaccinare. I cittadini che non hanno effettuato la terza dose, pur avendo maturato il diritto a riceverla, sono ancora 1.120.656. I vaccinati con dose aggiuntiva sono 2.774.000, pari al 71,23% degli aventi diritto, incluso il target da 5 a 11 anni. Le somministrazioni della quarta dose sono stati 243.201, delle quali 213.000 per le persone che superano i 60 anni. Le quinte dosi somministrate risultano complessivamente 10.036.